Archivio fotostorico Feltrino. Settimana della gastronomia bellunese nel mondo. Silvio e Severa Rec. Scambio didattico-culturale studenti australiani a Cortina. Coordinamento giovani veneti nel mondo. Incontro di preparazione per il 6º meeting. I veneti all'estero in consiglio regionale? Un fiume di penne nere bellunesi in riva al Po. Un saluto a tutti voi amici di Telebelluno e di YouTube e benvenuti all'edizione di giugno del TG Bellunesi nel mondo. Ci troviamo oggi in Nevegal, protagonista indiscusso del Giro d'Italia 2011. Passiamo ora alla prima notizia. Sono passati appena 3 anni dall'istituzione dell'Archivio fotostorico Feltrino, ma è già divenuto un centro di documentazione importantissimo e rilevante grazie alle 26.000 foto raccolte. Questo servizio, gestito dalla comunità montana feltrina e dal comune di Pedavena, raccoglie appunto un patrimonio iconografico che abbraccia la storia del Feltrino dalla fine dell'Ottocento al 1970. Nel 2009, per promuovere l'accesso e la visione delle immagini, è stato attivato un sito internet fotostorica.feltrino.bl.it. È stata presentata inoltre una guida cartacea per raccogliere la documentazione raccolta in questi anni. Martedì 12 aprile, presso il ristorante Il Palio di Feltre, si è conclusa la prima rassegna dedicata alla gastronomia bellunese nel mondo. In questa serata, alla presenza degli chef Claudio Brusadin, Luigi Fagherazzi e Silvano Cassol, rispettivamente operanti in Messico, Brasile e Germania, sono stati rappresentati alcuni piatti tipici della tradizione bellunese, rivisitati con i gusti e i sapori delle gastronomie dei luoghi dove operano i 3 ristoratori bellunesi. La serata ha riscosso un grande successo ed è stata organizzata dall'ABM in collaborazione con il Centro Servizi Formativi ENAIP di Feltre. Braamfontein molto probabilmente non dice nulla a noi bellunesi, ma è uno dei quartieri più importanti e più centrali di Johannesburg, in Sudafrica. In questi anni le importanti politiche urbanistiche stanno spingendo verso la riqualificazione urbana di questa porzione di città e l'architetto Silvio Rec è uno dei protagonisti dell'opera. Silvio è nato a Johannesburg, però papà Attilio e mamma Mirella partirono da Bardies di Mel nei primi anni 50. Oggi l'architetto Rec è da considerarsi uno dei più quotati architetti del Sudafrica, tanto che una delle sue costruzioni, realizzate a Braamfontein, è stata selezionata dall'importante rivista sudafricana di architettura Vizi, che gli ha conferito il primo premio di un concorso. Nelle sue architetture si nota un'inconfondibile espressione che rispetta l'ambiente e la cultura sudafricana, ma non tradisce e non dimentica uno stile italiano che l'architetto sente scorrere nelle sue vene. La dote artistica della famiglia Rec si ripropone anche in Severa, sorella maggiore di Silvio, che parteciperà alla 54esima Esposizione Internazionale d'Arte Biennale di Venezia. Si è conclusa con successo, lo scorso aprile, la seconda fase dello scambio didattico e culturale fra l'Istituto Alberghiero di Cortina e il John Paul College di Frankston. Per una settimana gli ospiti hanno seguito le lezioni dell'Istituto Alberghiero e vissuto la vita del paese e delle famiglie ospitanti. Hanno effettuato inoltre diverse escursioni alla scoperta delle Dolomiti, rimanendone affascinati. Ricordiamo che lo scorso anno, in Australia, gli studenti bellunesi si erano incontrati anche con la collettività veneta lì residente. Sabato 7 maggio 2011 a Padova si è riunito il coordinamento dei giovani veneti nel mondo. La riunione è iniziata con la programmazione dei contenuti del 6º meeting che si terrà a Johannesburg dal 30 di giugno al 3 luglio 2011. Dall'incontro sono nate interessanti proposte che verranno elaborate proprio durante lo stesso meeting. Si è sottolineata anche l'importanza della partecipazione da parte dei rappresentanti delle singole associazioni alle attività del coordinamento. Lo scambio di idee, con una costante elaborazione, sono gli elementi essenziali per lo sviluppo di progetti che permetteranno di accrescere ancor più il legame tra i giovani delle associazioni presenti nel territorio veneto e quelli presenti nelle federazioni venete di tutto il mondo. La proposta di attribuire un rappresentante eletto dai veneti residenti all'estero, il Consiglio regionale, è stata positivamente accolta dalle numerose associazioni di veneti nel mondo.
Da anni, infatti, le associazioni venete d'emigrazione esprimevano la richiesta di una rappresentanza dell'emigrazione a Palazzo Ferrofini e finalmente la politica ha reso propria questa iniziativa da inserire nello statuto regionale. Ci auguriamo a questo punto che il Consiglio regionale sappia rendere concreto questo diritto rivendicato ormai da troppo tempo. Alla Dunata Nazionale degli Alpini di Torino ha partecipato un nutrito gruppo di 3.000 alpini della provincia di Belluno. In onore del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, la sfilata dei nostri alpini è stata contrassegnata con striscioni che insieme hanno formato il tricolore, rosso dalle penne nere del Cadore, bianco da quelle di Belluno e verde dagli alpini di Feltre. Gli alpini cadorini hanno dispiegato un significativo striscione che ricordava il sacrificio dei volontari della loro terra agli ordini di Pier Fortunato Calvi nell'epopea risorgimentale. Ad accompagnare le penne nere della nostra provincia c'era anche una trentina di sindaci in fascia tricolore, oltre che i rappresentanti degli enti locali. Il TG Bellunesi nel mondo volge ora al termine. Per qualsiasi informazione scriveteci a giovani@bellunesinelmondo.it e ricordatevi di visitare il nostro sito internet www.bellunesinelmondo.it. Vi ricordiamo che potete vederci su Telebelluno e su www.youtube.it/bellunesinelmondo. Vi lasciamo ora con un servizio speciale del nostro mitico Tiago D'Ambros direttamente dal Brasile. Un saluto dal Nevegal e da Dennis Costa. Ciao! Finalmente siamo arrivati in Brasile. Finalmente chegamos ao Brasil. È stato un lungo viaggio, pieno di pericoli. Foi uma longa viagem, cheia de perigos. La vita in Italia non era facile. A vida na Itália não era fácil. Senza terre e abbiamo avuto bisogno di lavorare solo per i suoi. Sem terras, precisamos trabalhar só para os senhores. Ma dopo questi 30 giorni al mare, aspetto aver incontrato un mondo nuovo. Mas depois de 30 dias no mar, espero ter encontrado um mundo novo. Andiamo a incontrare una cucaglia. Vamos encontrar a picanha. Come dicevano i nostri parenti che inviavano lettere e che dicevano che qui si può mangiare tutto quello che non avevo mangiato in tutta la nostra vita in Italia. Como diziam nossos parentes quando enviaram as cartas, aqui podemos comer tudo aquilo que não podemos durante a vida inteira na Itália. Lo stesso che all'inizio non è stato così facile. E mesmo que no início não foi assim fácil, lasciare le città e arrivare ad un'immensa foresta. deixarem cidades e chegarem em uma imensa floresta. E trovare bisse con gambe. E encontrar cobras com pernas? Sì, lucertole. Os lagartos. È che per loro tutto qui era strano. É que para eles tudo aqui era estranho. E in un mondo sconosciuto si può creare tutto quello che l'immaginazione permette. Em um mundo desconhecido se pode criar tudo que a imaginação permitir. E dopo buttare giù alberi, fare le piantagioni, Derrubar as árvores, fazer as plantações, accendere il fuoco per difendersi dal tigre, acender o fogo para espantar a tigre, mantenere le tradizioni in tempi difficili, ma sempre con grande allegria. manter as tradições em tempos difíceis, mas sempre com muita alegria. E adesso, in poche parole, possiamo dire: E agora, em poucas palavras, podemos dizer: dobbiamo esserci orgogliosi dei nostri antenati. devemos estar orgulhosos dos nossos ancestrais. Lo stesso che non avevano castelli, ricchezze, eredità, Mesmo que eles não deixaram riquezas, heranças, castelos, ma nel nostro cuore questa bella storia per sempre la porteremo avanti. mas o nosso coração, essa bela história, nós sempre levaremos à frente. Grazie.
Eles...